Altra vittoria del Centro Sportivo Primavera, questa volta batte il Fiano Romano 0-1 grazie al gol di Calenda e consolida il primato in classifica del Girone A. Fiano Romano che invece rimane fermo a 4 punti. Qui la prima occasione è per gli ospiti. Nardini si libera bene il difensore, punta la porta, si sposta il pallone sul destro, carica la conclusione, il pallone però che termina alto. Al 15esimo si fa vedere anche il Fiano Romano. Serratore mette dentro per Sugamosto che fa bene la sponda per Fischietti, prende la mira, calcia sotto l'incrocio. Splendida la risposta di Caruso. Ancora Fiano Romano, Serratore dentro per Sugamosto che per un pizzico non arriva al pallone, poi commette anche fallo ai danni del portiere avversario. Al 26esimo il gioco si interrompe, si infortuna Bracalone per un colpo ricevuto alla nuca. Sono necessari soccorsi da parte della Croce Rossa. Qui ci prova Serratore a sorprendere il portiere, il pallone che però non scende come desiderava. Al 42esimo arriva il gol che rompe l'equilibrio. Schema su calcio di punizione riuscita alla perfezione. Gallo scodella per Calenda che con il sinistro fa 0-1. Primo gol stagionale per il numero 6 di Pollastrini. L'ultima chance dei primi 45 è per la squadra locale. Fischietti mette dentro per Sugamosto che si gira bene, conclude però centrale. Nella seconda frazione il Centro Sportivo Primavera continua ad attaccare. Qui Orlandi in mezza rovesciata conclude in porta. Deviazione, sarà calcio d'angolo. Nardini qui fa bene la sponda per Panico che da 30 metri prova a sorprendere Nasti. Bravo il portiere del Fiano Romano a parare in 2 tempi. Ci prova Amore al 20esimo. Qui il suo tap-in non va come desiderava, spara alto da 2 metri. Questa volta il numero 13 in versione assistman. Serve Petronzio che dal dischetto dell'area di rigore spara botta sicura, spaziale l'intervento di Nasti. L'ultima chance della partita è per Nardini, qui ci prova Orlandi, becca in pieno il difensore, poi il numero 10 prova anche questa conclusione, però è centrale.